Pieri il Benandant di Mary Paoloni, Aviani e Aviani Editori. Ossin in ottubar. Il nono ogni dì, quando Lucie torna a casa di scuole, intanto che fa smirinde, i conta una storia. Il nono alle sentato sulla sua poltrone e Lucie sul tappeto denanti di lui. C'è storia mi conti stu nono? Vuoi ti conti la storia di Pieri il Benandant. Po c'è isal un Benandant? E domanda Lucie. Il Benandant, al dissi il nono, è un uomo che allena sud con la chiamese e che in tesgnoz che a cambin gli stagions al va a torpe campagne a battaglia quintri de stris. Ma nonno, vadi al di besola scombatti? Ma no, in che gnot si chiatin in tanchi in un prat. Il sorestant dai Benandants ha un tambur e quando lo suone, duc si dandogli attor di lui. E da spo, nonno, c'è succede al? Tutti insieme avan a cirì gli stris e i strions che si sono ingrumati in tune cubie so di un noglar, dula che abbalin, assaltin e avosin tant che matucei. Oh, c'è pure, nonno, e allora? I Benandants e gli stris attacchino ad assi. I Benandants con tune ramaschie di fenoli e gli stris con un bacchetto di sorc. Ma perché scombattino? Perché che gli stris vuole portare tristerie, rabbie, malattie e guerre su tutte le terre. Invece i Benandants vuole che sia di sempre pace, abbondanza e salute in tal mondo. Allora, Lucie, puoi scominciare la conte o no? Sì, nonno, ma non sta a farmi massepore che usgnono duar. Sentato sulla sua poltrone, il nonno altacca la storia. Pieri è un meccanico che vie paldì al comede macchinis e trattors. Al lieve a buinore e al va a dormire tardò, par vie che ha tanto lavoro, ma non manchi mai quando il capitani al clame. La gnot dai 21 di dicembre, Pieri al vendismod dal sun dal tambur e si mette in strada col suo baston di fenoli. Fura le aiar e fred, partiere la neve e alte, ma Pieri non sente né fred né aiar, dome il tambur che lo clame. Arrivati in tal prat, alchiate i suoi amici già pronti per battae. Alle Marc, cui siei chiavei ros e riccioz, e gli Marie, cidine e un po' combrose, e Jacum, il più simpatico de compagnie, sempre legri, sempre euforic e sempre il prim arrivà. In tal scur de gnot, assinti in vignin denant la truppe de stris col lor vosà. La battaglia scomincia a colp. Pieri si chiate denant un'estria con un volisol, cence i dinch e col vestit sporco e sbregat. Ti spietavi, Pieri, o vindi regolai consanti moda al mese di settembre. In che gnot tu mi has dadis tanti sguischiadis che io so là de vie plete per une settimane, ma che ste volte te stordi tutis. O starin a viodi, arribatti il Benandant. I doi attacchino ad assi, per schene, per sgambis, in tai brazzi, parduti il quarp. Dopo un po', Pieri altacca a jessi strac e cence flat, al so mec, al so combi, ma con gli ultimi sforcis arracle la strie a drette e a ciampe e ai fin la femmina si gira di schene e schiampe cloteant. Plank a plank, tutti gli stris e i strions scominciano a tirarsi in daur, rabbiats, paccats, ma non rinduts. Spietin il mese di marzo e in che volte ovvio darin cui calvincerà, a vosin. I Benandants son masse contents per aver vinciuto la battaglia e noi ascoltin. Alle quasi dia ormai, bisogna tornare a chiesa. La di dopo, Pieri allieve tutti induliat, plen di pacchi spardut, un cerot sul cerneli e quando un cliente domande «C'è ti al succedut? Ha stufate masse fieste ieri di sera?» Pieri non risponde, al fa sfente di nuie e al va indenant col suo lavoro. Puar Pieri, e dis Lucie, li sa chiappadis e anche lucchio l'invie.
Eh sì, ha risposto il nono, i benandans non puoi contare qui che son, nice che fasi. Ma la prossima volta, nono, tornerai e che striate c'è un voli? Tu lo savaras quando che ti conterai la storia.